Notte affaticata, affacciata alle finestre del cielo. Notte senza perimetri e senza orizzonti, su corpi celesti distanti, anni luce, distanti, inanimati, apparenze. Perché questa distanza tra notte e giorno? Perché non posso trattenere la tua ombra ora, come quella bocca nel buio, sfuggente, ma così vera, riconsegnato tempo, nel non suono distanti, ricordi, punte di spillo che escono da voci impresse nei percepiti dell'anima, interminabili sguardi nella notte, questa notte, quella di ieri e l'altro ieri, ora. Senza orologi a polso, senza catene di tempo, nudi davanti al sentire dell'oscurità, nel buio senza scarpe, che cammina a piedi nudi, nel mio esile sentiero di sassi e spine, penombre allungate di anni, interminabili vestali, proprio qui, al capezzale del mare, nel rollio continuo di barche tra onde, sollevate da brezza, nel frastuono silenzioso di stelle acuminate. Camminiamo, io e te, nel vento, tra i veli della luna piena e cocci di vetri di sole, bocche mai dissetate, di ombre fuggiasche nel delirio del sonno, nel dubbio incastonato in serate estive, quando il passo si fa caldo e il cuore trabocca come vino da bere per fondersi nella notte. Notte, questa notte che viene, che si insedia dentro e si siede con noi. Notte, notte che mi bacia avvelenata, che mi strazi, che mi inganni, notte trafelata, notte di 1000 notti ad aspettare il tuo risveglio. La notte è un essere vivente e si nutre di noi. Buonasera a tutti. Abbiamo voluto cominciare con questa bellissima cosa che ha fatto Roberta Vasselli, perché ha creato una bella atmosfera che ci dispone all'ascolto, ed era una cosa anche particolare associare la musica e la poesia avendo anche presente l'autore, una cosa interessante. Allora, io ho 2 parole solamente per ringraziare voi che siete venuti al secondo reading di poeti che facciamo in Via Verdi, e ringraziare tutte le persone, che sono tante, che hanno collaborato all'organizzazione di questo evento. Ringrazio Lorenzo Coronella, che anche quest'anno ci porta la sua musica. Quella che ascolterete sarà tutta musica originale da lui composta. Ringraziamo Roberta, che senza di lei non so se avremmo potuto fare qualcosa. Ringraziamo tutti i colleghi della Via e tutte le persone che ci hanno aiutato e tutti i poeti che sono tornati quest'anno. Prima di lasciare la parola a Roberta, che presenterà l'evento, voglio solo fare un ricordo a una persona, un poeta che l'anno scorso che ha condiviso con noi delle poesie, che è Ambrogio Riccò, che non so chi c'era l'anno scorso, magari se lo ricorda, quel signore di 94 anni che ci ha lasciato. Però siamo felicissimi di aver avuto il tempo di ascoltarlo e di condividere con lui le sue poesie, quindi lo ricordiamo e magari da qualche parte ci sta ascoltando. Grazie. Bene, adesso io inviterei qui sul palco Ambrogio Riccò, eccolo qui. Un applauso. Cosa dire? Da sempre ha scritto per diletto, ha
ascolterete una poesia del 1944 e una dell'anno scorso, a dimostrare che la poesia è stato un sentire costante nella sua vita. Ho un senza titolo e Risveglio di notte, Ambrogio Ricò. Allora, io ho estratto queste due poesie dalla mia ampia categoria di poeta, sciogliendole dalla chimica che mi aveva occupato tutta la mia vita. La prima poesia si rifà all'immediato anteguerra, quindi è abbastanza autobiografica. Si intitola Calzini corti. Diciamo? Calzini corti, bianchi, tra le stanghe di un carretto, camminano in fretta per guidarlo in città verso un luogo ospitale. Fuggita dalla montagna dove le case esplodono con sbuffi di fumo sinistro e i morti ammassati, informi, pietosi dalla SS sono già troppi. Il nostro primo incontro davanti ad un portone senza battenti per un aiuto a superare un balzo di pietra nell'androne. Il timido grazie ed i calzini bianchi sono già lontani, per ridere anche tu. Bologna 1944. Questo invece è molto più recente, non è stata stampata, è di mia proprietà. Si chiama preciso che io abito qui, quindi potete farvi vedere. Risveglio di notte. Se mi sveglio di notte è per scendere dal letto scalzo, vagare nei corridoi oscuri cercando di equilibrare un lieve squilibrio senile. Affacciarsi alle finestre socchiuse per vedere se alcune luci di fronte spaccano il buio della notte, come tutte le notti. Quel rotondo chiarore mi appare consolante e comico. Non so chi lo provoca, resta un'incognita che mi aiuta a sprofondare di nuovo nella densa tenebra del sottocoperta. Bravissimo, per l'età che il signore ha, complimenti di nuovo. Prima di lasciare la parola a Roberta vi ricordo i prossimi appuntamenti, che sono venerdì prossimo e avremo il recupero del primo venerdì del mese, trovate il volantino, quindi la data che era il 3 viene recuperata il 17 con le musiche della tradizione, con Monica Giori, le peregrinazioni lagunarie, e poi l'evento del 24 che sarà una cosa particolare, dove sarà un ricordo di Sara Campesan, un'artista che viveva qui vicino, sarà ricordata da Nicola Cisternino e da Sofia Coppo. Grazie ancora e la parola a Roberta Vasselli. Bene, grazie Paolo. Cosa dire? Oggi ci ha graziato il tempo, c'è il sole, domani però viviamo il presente. Quindi bentornati per questo secondo incontro del Reading Poetico Metropolitani 2019. Ringrazio Via Verdi, Viva, in particolare Alice, Giorgia, Elena, Stefano e Paolo e tutti i negozi che sostengono questa interessante iniziativa e che mi hanno voluto nuovamente qui a condurre questo evento, che è stato davvero un grande successo l'anno scorso. Chi c'era si ricorderà senz'altro, la gente insomma, e che certamente raddoppierà oggi i suoi riscontri positivi. Dunque, poche parole, tanta poesia e musica, grazie alla presenza che ritorna, come ha detto Paolo, del maestro Lorenzo Coronella.
quindi biografie molto stringate, parleranno per noi solo emozioni che non hanno voce, se non quando si liberano nella mente e poi sulla carta, dando forma a composizioni di ogni genere. Ascolteremo quindi le diversità che assume il pensiero di ogni individuo, perché le diversità di pensiero arricchiscono, perché ognuno di noi è un componente unico a se stesso, di un progetto articolato, un ingranaggio complesso ed infinito che si chiama vita. Adesso non ci resta quindi che ascoltare note parole, a volte chiudendo gli occhi, ascoltando, si fanno viaggi fantastici. Quel luogo tanto distante non lo è. In effetti c'eravamo già da tempo, semplicemente non ce ne eravamo accorti. Buon ascolto a tutti i presenti e grazie. Bene, facciamo passare la macchina, non so se... Sì, continua la musica, l'accompagnamento della macchina che passa. Bene. Allora, adesso chiamo sul palco una giovane poetessa, Aurora Gionco, se puoi venire. Un applauso, grazie. E ci leggerà Mater dolorosa e Amore universale a senso unico. Ascoltiamo. Mater dolorosa è la prima. Ho scoperto che i sogni creano la realtà che agiamo. Più vivo negli stessi, più la perdo di mano. Ma essere regista non è più la mia. Se indirizzi troppo il corso degli eventi, la vita diventa mera agonia. Acquisisce i tratti della monotonia, non lasci più spazio alla fantasia. È pensando di condurre che vieni condotto via. Lontano da te stesso, 1000 miglia, in un battito di ciglia, poi ti volti indietro e non riconosci i tratti della matita. Diventi eremita, dapprima rapita, poi forza della natura che affronta col sorriso ogni paura.
maestra zen, senza riconoscimento della sua capacità analitica, sradicata da una vita, angelo e demone nella stessa sortita. Punto tutto sulla riuscita, non ho più riserve, è questa la mia via. Alcuni parlano di magia, nera, brutta strega, cosa mi hai fatto? Mutamente gli occhi rispondono, bambina irrequieta che si sta autoeducando in un mondo malato, che se nasci con un cuore te lo strappano e gettano nel fango. Mater morbi, mater dolorosa, mi hai messa nel tuo veliero non come passeggero. Ora lasciami sola a condurlo. Vedo bene quando tutto attorno è nero, vedo bene quando attorno è nero. Ascolto le anime sofferenti, dico loro che non esiste solo il mare degli stenti, che gli universi sono infiniti e se mi trattengo qua è solo per liberare un numero maggiore di sconfitti. Mentre mi barca meno in cerca d'affitti, ma dentro sono apolide, so che Mater Terra è stanca di tutte queste storie, di tutte queste innaturali memorie. Adesso cerco la seconda. Intanto che le cerca, siccome mi ha un attimo distolto la macchina, che passava, allora la sua biografia molto breve, è una giovane poetessa, artista performativa, dall'animo romantico e punk. Ho trovato la seconda. Perfetto. La seconda si chiama Amore universale a senso unico. Mi hai zittita con le tue parole. Hai sapientemente alimentato la mia mente con i tuoi silenzi. Col tuo accento marcato e un'incisività decisamente penetrante, hai turbato la mia quieta armonia che poggia su tutto e tutto riveste. Interrotto il mio flusso d'energia solare col tuo fare nettuniano. Sgozzato la mia Venere sull'altare del tuo fallo marziano. Soffocata la mia marzialità sotto il flusso prepotente di correnti oceaniche. Plutone, l'inafferrabile. Sapienza mercuriale eclissata dai tuoi giochi, provetto illusionista. Tecnicità, pragmatismo, tutto quello che forza a me cara è, misconosciuta e disconosciuta dal tuo ego senza confini. Dilagato e dissolto nel nulla, laddove forse ego già più non è. Non esistono per te equilibri sopra i sistemi, non contempli spazio né tempo, né frontiere né linee. Giochi da funambola i miei, mentre innalzi le maree del mio organismo. Giochi da equilibrista, mentre regoli le pulsazioni nelle vene. Cado, finalmente, laddove non c'è fine alla fine, perdutamente. Brava, grazie. Bene, e adesso chiamo sul palco Michele Boato. Grazie. Michele è il nome che è una garanzia. Allora, che dire? Lui non sopporta biografie o essere presentato, comunque dico solo questo, vediamo se ti piace. Che dire, l'autodescrizione appartiene al nome, non bisogna aggiungere altro. Leggerà quadrante tessera, va bene, effetto serra, Michele Boato. Ne aggiunge un'altra di corsa, detto disordine, perfetto, Michele Boato. Effetto serra. È autunno, ma siamo in estate. È inverno, ma fa primavera. Arriva di nuovo l'estate già in marzo, la bronzatura. Un sogno, il freddo è sparito, scompare pure la neve. Le piogge si fanno torrenziali, monsoni, alluvionali. Un caldo potente, da giugno. A luglio diventa infernale. Agosto neanche parlarne, un torrido quasi fatale. Lo chiamano effetto serra, un termine molto neutrale,
ma sono segnali mortali, la febbre di Madre Terra. Quadrante Tessera. Tessera è sempre al centro delle speculazioni. Da 30-40 anni si parla di un certo Gianni, che forse vi ricordate, un certo ministro ballerino. Non era il Gianni l'onto delle balere che voleva l'Expo per farci l'affare? Non era il popolo della laguna che gli ha impedito l'ennesimo scempio? Questo quadrante, questa tessera, l'affare del secolo non è sempre quello? Ettari ed ettari di campi agricoli diventano oro, edificabili. Tecnicamente speculazione, champagne e prosecco, con marchi e la Save. Che cosa servono migliaia di alberi? La crescita vuole asfalto e cemento. E l'ultimo riguarda un albero, uno dei tanti che vediamo tagliare e non ripiantare, per esempio al Parco della Vissuola 60 solo negli ultimi mesi. Alcuni di questi proprio per il motivo che si dice in questo disordine. In fretta, di nascosto, hanno tagliato anche te, facendo sparire tronco, rami, fogliame. Davi troppo fastidio. Non sopportavano quella tua mania di gettare per terra le foglie. Non sopportavano la chiassosa allegria degli storni che venivano in frotte a dormire da te. Troppo rumore, troppo disordine. Tutti quei rami vicini alle case, un invito per ladri e gattacci ad usarli di notte e di giorno. E i fulmini, oh, i fulmini, che mirano agli alberi e possono incendiare le case. Ora stiamo tranquilli, ogni cosa al suo posto. Hanno fatto un deserto e lo chiamano piazza. Bravo Michele, non posso applaudirti perché ho le mani in mi cade tutto. Potete prendere questo libro di dietro. Bene, adesso io chiamo sul palco Vanessa Toffolo. Bene, allora. Scrivere, disegnare, dipingere. Ama riportare in versi le emozioni del momento.
a breve il suo primo libro. Leggo quello che poi aggiunge. Bisogna creare luoghi dove fermare la nostra fretta e aspettare la nostra anima. Ed in questi luoghi, a luci soffuse e con sottofondo musicale, soprattutto Ludovico Einaudi, nascono le mie ispirazioni. Leggerà Una nuova stella e il libro della vita. Una nuova stella. Una nuova stella è nata nel firmamento, da una vita terrena che improvvisa s'è spenta. Brilla lucente nell'oscurità della notte, osserva delicatamente chi per lei si strugge. Col suo bagliore illumina d'immenso chi tristemente la scruta, nei difficili momenti, donando serenità e leggerezza d'animo, entrando nel cuore che ella vuol placare. Di lei un dolce ed etereo ricordo vuol lasciare e non un struggimento per la corporea assenza. Ella per sempre or risplenderà agli occhi di chi nel cuore la terrà. Il libro della vita. Al di là del vetro, le pagine del libro della vita continuano a scriversi. Vivi ciò che si presenta e da spettatore guardi il tempo passare mentre tutto scorre veloce. Al di là del vetro il sipario si alza, inizia lo spettacolo. Interpreti la tua parte improvvisando il copione quando dimentichi le battute scritte dal destino. Al di là del vetro gocce scorrono lente, togliendo la giusta visuale, facendoti scortare che il tempo non si ferma, che nulla ritorna. Al di là del vetro osserva ogni istante passato, apri la finestra e soffia forte, spazzando via le nubi e facendo risplendere il sole. Al di là del vetro il vento porta via le pagine del triste copione e improvvisando la tua parte diventi regista ed attore dello spettacolo che vuoi interpretare. Al di là del vetro non fermarti a guardare, scrivi la tua parte, diventa protagonista, rompi il vetro ed interpreta ciò che sei. Brava. Adesso quindi è la volta di Lucia Guidorizzi. Lucia? Ah, non ti vedo più, scusa. E tu sei dissolta nel nulla. Dunque, docente di lettere, conduce seminari di lettura e scritture, ha molte pubblicazioni all'attività, l'ultimo edito in quest'anno, 2019, socia fondatrice e vicepresidente del progetto Sette Lune e molti altri. Leggerà Avventura, parola che cammina, la mia vita nella selva degli spiriti. Lucia Guidorizzi. Avventura. E quale leggerezza, quale oscurità si espande nella lunga sfilata delle gallerie colorate dei sogni, vetrate gotiche di castelli in rovina. Quale sgomento nel restare ancorati all'ora invernale che imbruna. Ecco, dicevano, ecco, questa è la felicità, e tu non lo credevi. Tu pensavi ad altre traversate, ad avventurose adunate, a tensioni immaginarie, e tutto era solo questo, soltanto questo. La tempesta non si placa. Ancora, è un trottare nell'oscurità, fiutando il profumo della neve, un correre per miglia e miglia nei boschi. Anche se sappiamo di più miti consigli, non possiamo desiderare altro sguardo che quello a cui non è dato di vedere. Parola che cammina. Parola si alza nel buio e silenziosa cammina. Agile e segreta, percorre sentieri nascosti tra i profumi della terra, verso l'alba nuova. Ascolta il canto del gallo sulla soglia del chiarore,
ribadisce la sua viandanza protratta e ostinata. Impasto di sogni e di insonnia, leggera, va incontro alla luce. Lascia che ogni cosa si avvicini, si allontani, senza trattenere nulla. Scioglie catene e vincoli, scaturisce in fiamma di visione interiore. Lascia scorie e residui invisibili. Rivendica la sua natura selvaggia, esplora territori nascosti, raggiunge regioni mai viste. Parola è desiderio che si mette in cammino. Parola cammina sempre in solitudine. Grazie. E l'ultima, che è un inedito, La mia vita nella selva degli spiriti. Questo è un procedere solitario e clandestino tra i guasti del vivere e popolazioni in rivolta, un braccio di ferro col vuoto nel tentativo di imbonire fantasmi, ricoprire di verderame il silenzio ed esibirlo alla fiera delle parole, sapere che sei stato un rapinoso evento, una tra le tante incursioni vandaliche patite, un rostro che mi porto ancora conficcato dentro, una scheggia che duole, ma è patrimonio della mia stessa umanità. Io non so perché la vita ci azzanni sempre dal lato più debole, distrugga la cura dei nostri giardini, calpesti la tenerezza dei nostri orti, con siccità ostinate o naufragi improvvisi. Per ora continuo a tenere la rotta, ma sempre con uno scollamento interiore, un rimprovero sordo, la consapevolezza che qualcosa è andato storto, nonostante si sia sventata la catastrofe. Mi dispiaccio dei nodi sciolti, del tappeto delle nostre vite. In fondo, poesia è questo: spargere sale sulla ferita e trovare un linimento per l'anima, millantare la promessa di una pesca miracolosa, fare delle cadute trampolini di lancio, pranzare male ma con ottimo appetito, un saper stare nel vuoto con ostinata pazienza. Grazie. Grazie a te Lucia, grazie. Dunque, adesso qui faccio la doppia parte, perché c'è una persona che non vuole leggere, chissà chi è. Dunque, allora, Gianvincenzo Olivier, giusto? Presento lui e leggerò le sue poesie, spero di leggerle bene. Dunque, cosa dire di lui? Ha scritto una biografia ironica, gli ho detto mandami qualcosa e all'inizio non avevo ben capito, dopo ecco. Quindi per alleggerire la vita e coglierne il lato buono che possa aggiungere quindi un sorriso e prolungarlo oltre l'attimo. Quindi le poesie che andrò a leggere sono Il gatto, Non accontentarti, Quando i sogni. Eventualmente un'altra, ma dirò il titolo dopo se la leggo. Allora, Il gatto. Da notte brava, su topi impazziti, il gatto sornione ritorna felino. Sul collo, le zampe e sui cuscinetti si liscia un po' il pelo con fare imperioso. Si stende, sbadiglia, appagato s'allunga, s'acquatta a sognare. Lo guardo in silenzio e se lo respiro ne assaporo la pace. Bello. Non accontentarti. Non accontentarti di quel che dice, dei proclami, dei principi. Non basta. E spesso neppure ci crede davvero. Nel suo sorriso, nei suoi occhi, cerca il cuore, cerca soprattutto i fatti. Lì c'è davvero l'uomo. Sì, applaudite, bene. Bella. Ok, allora, quando i sogni.
Quando i sogni non escono dal cassetto, diventano tenaglie che torturano la carne. Sì, applaudite pure. Bene, leggerò anche questa. Ok, il cappello. Un cappello bello bello si mostrava da un negozio. Era viola, verde e blu e piaceva ai più e più. Molti entravano a provarlo, la signora molto chic e un cantante invece freak, il ragazzo un po' stempiato e il notaio più attempato. Lui passava di testa in testa e ogni volta ci sperava, si sentiva assai onorato d'essere così desiderato. Ma purtroppo poi ciascuno lo lasciava lì dov'era. Ma perché, si domandava, piaccio e poi nessun mi vuole? Sarò forse troppo bello? Fra sé e sé concluse infine. Forse starò bene solo, sulla crapa d'un gran re. E un bel dì, proprio un re, passò di lì. Lo guardò, lo provò, ma anche lui infine disse no. Avvilito e disperato, il povero cappello si lanciò capofitto sul selciato, ma un colpo di vento lo portò in testa a un ragazzino. «Che carino!» disse subito il bambino, e anche il cappello si sentiva già benino. E pensare che era stato tanto tempo a sospirare per un re. A volte la ricetta per stare bene è più semplice di quanto si creda, si chiama giocare con un bambino. Grazie. Adesso vediamo. Bravo, maestro Coronella. Il vento un po' meno, adesso mi fa volare via tutto. Allora, e adesso io purtroppo mi piacerebbe tanto suonare, ma strimpellerei, quindi chiedo di venire qui a leggere. Non c'è accompagnamento musicale. E quindi adesso ascolteremo di Lorenzo Coronella. Il maestro, oltre a suonare ed allietarci con le note, lo fa anche con le sue poetiche. Quindi ascolteremo le 14:15 a Sofia e al suo basco color melanzana. Prego. Grazie.
La musica che avete appena ascoltato è stata composta insieme a questo mio scritto in ricordo di una ragazza di tanti anni fa, quindi è stata scritta e composta, musica è questo che ascolterete adesso, il 27 ottobre 2017. La prima volta che l'ho vista era una fine di ottobre, una un po' come questa, dove il traghetto che trasporta l'estate è partito da un pezzo e le feste sono ancora al di là della nebbia e dei funghi precoci. Solo che pioveva a dirotto, erano le 14:15. Me lo ricordo perché me lo ha chiesto, gli ho risposto che non mi piaceva. Che cosa mi ha detto? Che il tempo è sempre al passato da quando ti ho vista. Ci siamo riparati in un bar di quelli con le persiane socchiuse come occhi di anziani intristiti dal tempo. C'era una musica jazz al di là del bancone e ne ha approfittato subito e tosta per chiedermi che strumento suonassi. L'ho capito da come dividi i tuoi intenti tra la musica e me e che alla fine preferisci la prima. Due sambuche con ghiaccio ho ordinato al barista ticchettando le dita sul tavolo. Scriverai di me e del mio basco color melanzana, ne sono sicura, e racconterai a chi non mi ha vista ogni singolo momento che abbiamo vissuto in questa specie di impasse che ci costringe qui e adesso. Era il 27 ottobre di tanti anni fa, che adesso c'è ancora il barista Alessandro. Anche oggi abbiamo bevuto 2 sambuche con ghiaccio. A Sofia abbiamo detto battendo i bicchieri di vetro. Un abbraccio di rito e sono tornato nelle calli affollate. Ogni tanto si gira un cinese e mi guarda a fissare l'orario, ogni anno più triste, ogni volta per caso. Le 14:15 a Sofia, Milano 1 del 3 68, Venezia 4 del 12 86 e al suo basco color melanzana. Venezia è donna vissuta e pro tempore, da immemore tempo. Non ammette manette da amanti o guardoni che spiano di luci riflesse di notte per lasciarla disfatta sul letto a rimpiangersi sveglia. È una tizia un po' mistica. Si ritrae a Natale da ottantenne rugosa che dopo un po' è frittella da mordere in fretta di ventenne già in maschera all'alba. La corteggio da sempre, che mi sveli il perché a novembre è più bella senza ombre da bere sotto il sole del campanile più in alto che c'era e che c'è. Eppure, se non la vedo ogni santissimo giorno, glielo dico stasera, sei musa unica in ogni singola pietra, per ogni nota che suono non c'è piano che tenga, sei bellissima e basta. Allora, bene, grazie ancora a Lorenzo Coronella e adesso chiedo di venire sul palco Eros Sorvoletto, ci leggerà appunto 2 poesie, Pensami e poi Vola serena, scrive da qualche anno, si lascia ispirare da ciò che entra all'interno, ha vinto la timidezza riuscendo a leggere in pubblico. Bene, sono molto contenta. Anch'io, grazie. Buonasera a tutti. Ora la prima che leggerò è Pensami. Pensami come un neurone bianco che vola nel cielo con il cuore leggero. Pensami quando sei triste o sei affranta. Pensami quando sei felice e godi in quella stanza. Pensami adesso che non ci sono per aspettare il giorno buono. Io ti sto aspettando in questo azzurro cristallino, nel verde del mio giardino, nel sorriso di un bambino. Pensami, non sfuggirmi, io sono qua, non mi sposto più in là. Pensami ancora, quando la notte è stanca e il tempo vola. Non aspettiamo domani, ma pensiamoci adesso. In occasione della festa della mamma, vi leggerò Mamma. O tu che eri già là, dal primo momento del mio concepimento, lo sapevi già, eri già pronta ad amarmi in ogni dimensione,
dal primo vagito alla prima volta che ti ho chiamato mamma. Eri sempre presente in ogni tappa della mia vita, al traguardo e soprattutto nelle retrovie, dove silenziosamente preparavi il meglio per me. O dolce e imprescindibile figura di riferimento, odo per te tutto il mio amore dentro. Penso che in amore si sbagli e si possa cambiare. Con te è stato tutto diverso, unico, come dovrebbe essere l'amore vero, che non chiede ma dà, solo amore incondizionato, per sempre, come sei tu, mamma. L'ultima è Vola serena. Vola serena, con il vento a favore e non voltarti. Vai avanti per la tua strada unica di donna. Nella tua bellezza e sinuosità tu sei perfetta. Non lasciarti abbagliare dai tramonti del mare, ma vivili, sereni, con te stessa e chi sarà al tuo fianco. Nel tuo battito d'ali riesci a catturare l'attenzione, ma la tua forza è dentro di te. Sai essere paziente e sai assaporare la leggerezza della vita in ogni suo lato. Non lasciarti calpestare, difenditi con la tua tenacia e intelligenza. Col tuo sorriso fai riflettere l'alba nei tuoi occhi, nelle giornate intense e anche in quelle tristi. Nel cielo azzurro, senza di te, le stelle non brillano. Grazie. Bene, grazie a te. Io non l'avevo in scaletta, comunque va benissimo. La terza poesia, dunque, e adesso chiamo sul palco Giulia Panetto, bene, in arte Red Lily, studentessa Ca' Foscari, scrive dalle medie, partecipa a vari reading, diverse sono le sue opere. Leggerà Brezza di marzo, Le ombre dei colori, Parole di glicine. Grazie. Grazie a te. Brezza di marzo l'ho scritta dopo aver visitato la Scala del Bovolo. Brezza di marzo. Scivola ardente la brezza suadente, abbraccia tesori dagli ignoti splendori. Soffia la brezza dell'anima fresca, intenta a interpretare il cammino sinuoso in questa inesplicabile tempesta funesta. Colori del vento, sapori dal tempo, rinasci mio fiore, ritrova quel soffuso, delicato tepore. Le ombre dei colori invece l'ho scritta dopo aver visitato l'isola di Burano. Le ombre dei colori. Tra le ombre dei colori soffiano le onde e la brezza celeste. Nascoste vene dell'anima trattengono cicatrici, agli occhi indistinti dall'acqua sconfitti. Rimasta all'ombra del marino confine, cerchi lo scrigno del sole alla fine del tempestoso momento. Ogni umano ha il sapore del vento, senza lacrime di spirito ignoto, oltrepasso, lagune di fuoco. Trovo riparo nel silenzioso remoto, agguantando quell'infinito miraggio in penombra celato. L'ultima invece, Parole di glicine, l'ho scritta dopo aver visitato il Giardino Bardini a Firenze. Parole di glicine. Oltre il muro dall'oro si espande, oltre le mura troneggia San Miniato, accarezza il lieve tepore di un giorno racchiuso in silenzioso colore. Raccogli sprazzi di nubi lassù, tra la folla di turisti assapori, un ritrovato luogo di emozioni. Qui lo sguardo la cupola accoglie, tra intricati rami ricchi di foglie. Oggi il mio cuore ha un solo colore, quel tenue dialogo che il glicine ha col mio cuore. Grazie.
Grazie. Bene, adesso chiamo appunto Tobia Teardo. Si è piacevolmente inserito, ci fa piacere, più ce ne sono meglio è. E quindi leggerà dal suo libro, comunque non imparo, a stento mi impegno, poi sceglierai tu se ne hai magari una media, due corte, una lunga, vedi te. Allora, scrive testi e poesie da circa 15 anni, è appena uscito il primo libro che hai in mano, appunto. Ok? Sì. Bene. Ciao. Comunque non imparo. Comunque non imparo. Non ascolto, non capisco. Chiunque compare scompare e non comprendo né intuisco. Qualunque sia la soglia, preferisco non essere e collocarla altrove, in un lapidario di pietrisco. Ma qui vanno memoriali intessuti su capelli di stoffa, spinti da vecchie matrone, mnemoniche miriadi di ali, osano su Plaza de Maio, tintinnano sulle serrande e sulle strade, tamburellano sui tralicci, sui capricci di via Corrientes. Rimango e non comprendo la distanza che si arrende, un frammento che non si disperde. Non voglio sapere se è umano il crimine. Ripetimi quel nome e dimmi se è umano il tuo ricordo. E questo sforzo che sferza con forza chi cancella e sfida, chi ha sparso il tuo sangue sui nostri capi arsi e non sanno capire, non hanno chiesto, non vogliono sapere, non vogliono imparare. A stento mi impegno. A stento mi impegno. Impiego segni imprecisi per ricalcare i pochi già fatti. Non nutro bisogni. Il mio talento vola come volano i bambini nei sogni e sto attento che poco ne rimanga sempre per quando sarò stagno dei miei ricordi. Ne leggo una media. Ma noi avevamo la ruga. C'era la bruttezza, la cercavamo negli altri. Non era la sfera o il cerchio, non era il triangolo, ma la secchezza delle pelli, le vene grosse, il tempo nei corpi. Non era il significato né il suono, ma l'insieme nel suo abominio. Non era il sublime, ma il liquame. La voce strozzata, le squame, un teschio di gazza, un otre tarlato, non il limite della parola, ma oltre. Loro
dovevano sfumare, sublimare l'oro e complicarlo, ma nostro il concetto, creato il contenuto. Loro tenevano l'incarto, la veste della nostra sostanza. Mi aveva detto: qui non ci sono, e invece sono ancora loro a coprirci. Grazie. Una piccola. Sì. Una piccola. Una piccola. Mai aiutato a sanare i miei autismi e di essi assetato, come per saggiare una fatica da irone migrante che mi attende nella sua moria un'aria di magre salvezze e una splendida razzia, compiuta a folli gesti. So che mi guida l'estate e la linea è il punto, ma la mia ragione resta ed è stata, anche per poco, la via maestra. No, grazie a te. Bene che ti sei portato dietro l'attrezzo di lavoro, cioè il libro, se no te la chiedevo a memoria. Dunque, adesso appunto lasciamo spazio alla musica. È giusto, ci vuole la musica. Adesso quindi una poesia che leggerà. Sì. Vuoi fare questa? Dai, sì, ok. Questa è una cosa un po' improvvisata. Sì, esatto. Proviamo a farla. Esatto. Dunque, è dell'Antonella Barina che non è potuta essere presente, ci dispiace, ci piaceva molto leggere questa poesia e quindi adesso la legge Paolo. Il confronto con come l'ha letta Antonella Barina ovviamente è impietoso, però ci tenevamo in modo particolare perché è una specie di manifesto ed esprime esattamente quello che è lo spirito di questa iniziativa. Aprite le vostre porte, palazzi dalle alte colonne e dagli androni oscuri. Aprite i vostri giardini e non fateci sprecar tempo in scartoffie. La carovana dei poeti e delle poete recita intorno ai pozzi e sugli scalini della città. Le parole hanno messo ali e urlano al caranto per non precipitare nel balbettio senza senso che si spegne in bocca. Siano ospitali le grandi sale aperte agli spiriti che sfidano il silenzio. Si ascolti il silenzio tra le parole pronunciate e la musica accompagna. Siate caravanserraglio e ospitale ristoro a vivificare l'aria, che l'ispirazione dura l'attimo di uno sguardo e passato il momento corre verso le spiagge del maestoso indicibile. Aprite le finestre ai migratori della parola. Una macchia sul davanzale benedice il flusso quando si leva il vento di una nuova stagione di poesia.
Antonella Barino. Ok, non mi vuole presentare. Una pausa di ringraziamento anche a Francesco Brunello perché sta registrando l'evento e potrete rivederlo nel canale YouTube di Amico Albero, quindi grazie perché è una cosa molto importante. Non posso applaudire, mi vola tutta. Che dire, dovrei presentare lei, ma non, cioè, se la Va bene, faccio tutto da sola, sono abituata. la Michele Boato, che dire. No, ti ringrazio. No, va bene, facciamo un po' di sketch qui perché altrimenti... No, vabbè, sta andando tutto molto bene, c'è più gente. Anzi, se qualcuno ha una poesia nel cassetto, la vuole andare a prendere, ce l'ha in tasca o ce l'ha a memoria, se vuole venire qui, il palco è aperto. C'è qualcuno? C'è qualcuno che vuole leggere qualche poesia? No. La leggo io? No, ma non ho il testo. Va bene, allora mi autopresento, è brutto ma d'altronde l'ho fatto anche l'anno scorso. Allora, si è fermata la musica. Dunque, cosa dire? Io sono Roberta Vasselli, ma penso che ormai mi conosciate in molti, se non tutti o quasi. In passato, anche l'anno scorso, ho già detto appunto chi ero, chi sono, libri, racconti, prosa, videoprogetti, fotografia, collaborazioni varie. Chi vuole conoscermi meglio comunque troverà il modo per farlo e per trovarmi. Oggi parleranno per me le immagini di ciò che imprimo con l'anima da sempre. Mi sento una poeta del tempo senza confini, i confini limitano. Oggi è la giornata dedicata all'espressione positiva del bello che prevale sul marcio del mondo. Ci sono nata dentro ad ogni singola parola e mai vi uscirò. Questa era un intro e adesso vi leggo tre mie poesie. Navigati mari, ombre e in ultima vi dirò il titolo. Navigati mari. Dentro una bottiglia stretta nel messaggio segreto, in oceani d'orizzonti sconosciuti, impervie onde a riccio legano, traspira il vetro. Tentacoli di anelli sono il laccio che tira dagli abissi, sconosciuti mondi paralleli, nel nostro opercolo di sabbia dilatato, che ci fa da nave contro scogli improvvisi, dove la zattera si infranse anni fa e svenute rondini in migrazione mi salvarono con le ali, elevandomi al cielo, colmo di nubi di cotone. Abbandonico suono sopra coltri piumate. La tua voce è la fune che ridiscende al cuore, salva in maree blu notte, nell'incognito cielo stellato di maggio. Mi lascio andare a mani segrete del volo, riemergo in navigati mari che mai avrei scoperto. Grazie. Ombre. S'allungano lungo gli argini del fiume, rotolano dalle finestre oblique, latitano dentro deserti di polvere nelle sequenze del tempo, scandito da battiti anomali, passeggeri del viaggio senza meta e meta senza viaggio, là dove si incontrano indistinguibili buchi neri, si aprono voragini lucenti come i tuoi occhi
senz'ombra, ma di una profondità rara, emozionale, pura. Non ho visto ombre sedute, stamattina il sole era una fiamma ardente, in un corpo di stella ritrovo, nell'alcova intima di un sentiero ritrovato, l'oblio. Vorrei lo zeffiro sul viso. Ora. Grazie. Questo è un progetto di video poesia, è quello che chi era presente prima ha sentito all'inizio, quindi era un'audio poesia. Con Paolo eventualmente faremo in un'occasione ad hoc, perché ci vuole la sera, anche la proiezione, che comunque non è male, non perché l'ho fatta io. E vi leggerò appunto questo testo, perché mi affascina molto la notte e tutto ciò che contiene, l'incognita. La notte. Notte affaticata, affacciata alle finestre del cielo, notte senza perimetri e senza orizzonti, su corpi celesti distanti, anni luce, distanti, inanimati, apparenze. Perché questa distanza tra notte e giorno? Perché non posso trattenere la tua ombra ora? Come quella bocca nel buio, sfuggente, ma così vera, riconsegnato tempo, nel non suono di istanti. Ricordi, punte di spillo che escono da voci impresse nei percepiti dell'anima, interminabili sguardi nella notte, questa notte, quella di ieri e l'altro ieri, ora, senza orologi al polso, senza catene di tempo, nudi davanti al sentire dell'oscurità, nel buio, senza scarpe che cammina a piedi nudi, nel mio esile sentiero di sassi e spine. Penombre allungate di anni e interminabili vestali proprio qui, al capezzale del mare, nel rollio continuo di barche tra onde sollevate da brezza, nel frastuono silenzioso di stelle acuminate. Camminiamo, io e te, nel vento, tra i veli della luna piena e cocci di vetri di sole, bocche mai dissetate di ombre fuggiasche nel delirio del sonno, nel dubbio incastonato in serate estive, quando il passo si fa caldo e il cuore trabocca come vino da bere per fondersi nella notte, notte, questa notte che viene, che si insedia dentro e si siede con noi. Notte, notte che mi bacia avvelenata, che mi strazi, che mi inganni, notte trafelata, notte di 1000 notti ad aspettare il tuo risveglio. La notte è un essere vivente e si nutre di noi. Grazie. Grazie mille. Bene, quindi a questo punto noi purtroppo avremmo finito, però c'è la musica. Prima no, stavo facendo finta, faccio gli scherzetti, c'è la musica del maestro Lorenzo Coronella e niente, poi.
Sì, esatto, un bis perché la musica merita. Sì, senz'altro. Abbiamo chiuso un po' in anticipo rispetto al solito. Abbiamo iniziato anche mezz'ora prima. Vieni che ti requisisco, vieni. Cioè, c'è questo gentil signore, questo ragazzo. Un fuori programma. Un fuori programma? Belli, sono belli fuori programma. E quindi c'è il libro dietro. Come mai avevi il libro in tasca? Allora? E allora adesso tu mi dici il nome, il cognome e ti faccio leggere. Così sei già. L'ho requisito perché le penne vanno requisite tutte, sono importanti, è importante chi scrive e quindi se si applaudite pure che va bene a lui che adesso deve leggere. Dimmi, io sono molto libera quindi non ho problemi. Dimmi. Ma il tuo libro? Ah, ok. No, era una domanda cioè, okay. Asimondo. Magari se poi mi dai i tuoi Asimondo cosa di quando è? Tu scrivi da... Va bene, allora diremo così molto improvvisato, perché le cose improvvisate sono le più belle per me, quindi io mi trovo a mio agio, lui anche, vero? Perfetto. Allora, lui si chiama Giovanni Asimondo e Scusa, ho scritto male. Potrei scrivere meglio. Da Stanze d'Isola, lui ha detto appunto scrivi da un po' di tempo, cioè ti piace la scrittura, quindi no, perché è venuto a farmi i complimenti, allora gli ho chiesto, dico ma per caso non hai così qualche poesia da leggere? Fatalità, avere il libro, non so come, è consumato. Benissimo, allora ci leggerà qualche poesia, ha detto che non hanno titolo. Cioè, no, sì, non è mica un delitto non avere titolo, quindi perfetto, ti lascio il microfono, leggine tre. Sì, vai. Buonasera, grazie. Continuiamo a puntellare dunque, fasciando con bende amorose facciate d'infanzia, bagnandoci dalla frescura di marmi percorsi dalle acque in scintille, memori di zagare e carrubbe. Coltiviamo i giardini assenti, il bello e il buono, le schiume marine e le cere perse, e calcando le nostre rughe in quelle percorse all'intrico dei darbi e dei legni bianchi riverniciati dai 1000 soli delle luminarie, maceri la notte, estinta, rifiorirà. Quando finimmo di lasciare indietro il tempo, scelte con peso le immagini più care, le rocche sgretolate ripresero vita e si ersero alberi dalle ossa sfiorite, sentinelle al brulicare tra i sassi. Tutte le cose trovarono posto e su morbidi cuscini di pietra fu dolce il sonno dei sogni. Il mare smise di disperdere le spiagge di pomice.
Se un giorno, chiusa la conta del sale, salperemo con vele triangolari, sfuggiti al logorarsi delle carni, smembrato il coro per vie laterali, rinati all'affacciarsi sul sole, darà la gioia del mandorlo in fiore, l'aver vibrato fino al compimento, indossata la giusta voce e lasciato nel tepore anche di una sola mente un pane appena avvolto a lievitare. Grazie mille. Volevo scappare, aspetti, perché ti requisisco a me il cellulare e tutto, che sei requisito per il prossimo anno, vero Paolo? Ecco. Bene, bravo. Allora, non scappate, state fermi là incollati. Dunque, allora, faccio parlare prima Paolo, è giusto, perché lui è il padrone di casa e gli passo il microfono. Una cosa che non abbiamo detto all'inizio è che abbiamo voluto decorare gli alberi con dei libri, perché ci pare sempre bello che siano quasi gli alberi ad offrire i libri che si possono prendere gratuitamente se trovate qualcosa che vi piace. Io devo solo salutarvi. Adesso avremo un ultimo pezzo di Lorenzo che ci saluterà con la musica e poi Roberta che chiude. Allora, noi chiuderemo facendovi risentire quello che abbiamo messo all'inizio, che era un componimento di Roberta di parole e musica, quindi sfumeremo dopo la musica di Lorenzo con questa poesia e musica di Roberta. Grazie e speriamo di riavervi al terzo reading di Poeti Metropolitani. Grazie. Bene, io in ultimo ringrazio quelli che ho ringraziato all'inizio, quindi tutti quanti, Paolo di Viva che fa moltissimi eventi, manifestazioni di svariato tipo, questa è una di quelle. Sono veramente contenta che mi abbiano appunto chiesto nuovamente di presentare. Bene, adesso ascoltiamo il pezzo del maestro Lorenzo Coronella e poi in ultimo, appunto, come ha detto Paolo Stevanato, il mio componimento. Bene, grazie ancora, grazie. Notte affaticata, affacciata alle finestre del cielo. Notte, senza perimetri e senza orizzonti, su corpi celesti distanti, anni luce, distanti, inanimati, apparenze. Perché questa distanza tra notte e giorno? Perché non posso trattenere la tua ombra ora, come quella bocca nel buio, sfuggente, ma così vera, riconsegnato tempo, nel non suono distanti, ricordi, punte di spillo che escono da voci
impresse nei percepiti dell'anima, interminabili sguardi nella notte, questa notte, quella di ieri e l'altro ieri, ora. Senza orologi a polso, senza catene di tempo, nudi davanti al sentire dell'oscurità, nel buio senza scarpe, che cammina a piedi nudi, nel mio esile sentiero di sassi e spine, penombre allungate di anni, interminabili vestali, proprio qui, al capezzale del mare, nel rollio continuo di barche tra onde, sollevate da brezza, nel frastuono silenzioso di stelle acuminate. Camminiamo, io e te, nel vento, tra i veli della luna piena e cocci di vetri di sole, bocche mai dissetate, di ombre fuggiasche nel delirio del sonno, nel dubbio incastonato in serate estive, quando il passo si fa caldo e il cuore trabocca come vino da bere per fondersi nella notte. Notte, questa notte che viene, che si insedia dentro e si siede con noi. Notte, notte che mi bacia avvelenata, che mi strazi, che mi inganni, notte trafelata, notte di 1000 notti ad aspettare il tuo risveglio. La notte è un essere vivente e si nutre di noi. Se vuoi.